dei Dreamer Anticipazioni, nona puntata, lunedì 22 giugno. In questa puntata i genitori di Sanem e Leila decidono di vendere il negozio di famiglia per via delle difficoltà economiche in cui si trovano e per cercare di estinguere un loro debito. Prendono questa decisione senza consultare le figlie e non sanno già che Sanem ha provveduto a saldare. Emre chiederà ancora l'aiuto di Sanem e Sanem si vedrà costretta ad assecondarlo e cercare di sabotare i progetti di Gian. Questa volta Sanem si dovrà impegnare a non far chiudere l'accordo contrattuale con un'importante modella che potrebbe diventare una testimonial pubblicitaria e portare ottimi profitti all'azienda. Emre, per convincere Sanem a collaborare, a danneggiare Gian, non perde occasione nell'esprimere giudizi negativi verso il fratello. Sanem e Gian iniziano a conoscersi meglio, ma il loro lungo confronto li porterà a discutere e litigare pesantemente per via dell'influenza negativa che Emre esercita su Sanem. La sorella di Sanem, Leila, invece rischierà di perdere il lavoro. Gian, intenzionato più che mai a scoprire la spia aziendale, dopo una serie di indagini interne, verrà fuori che proprio dal computer di Leila, nonché segretaria di Emre, sono state inviate email all'agenzia nemica di Aileen. Pertanto, Leila, che era stata sospesa dal lavoro perché sospettata fin dal primo momento, si troverà a sostenere una circostanza davvero difficile che potrebbe anche farle perdere il lavoro. Adesso non ci resta che seguire i prossimi episodi. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!